Il fondo ha liquidato più di 260.000 prestazioni per un valore di più di 13 milioni di euro. In questi 10 anni infatti il fondo è sempre stato molto presente. Dal 2013 ha erogato più di 60 milioni di euro ed è liquidato più di 1,5 milioni di prestazioni sanitarie, quindi una presenza forte nel territorio. Ha saputo intervenire anche nell'emergenza con più di 9 milioni di euro erogati in modo straordinario per la pandemia, ma anche su temi importanti come il supporto psicologico e la non autosufficienza. La non autosufficienza è un problema che attraversa la persona, sia riguarda la propria salute ma anche l'equilibrio lavorativo e familiare. Quindi è importante che i fondi di assistenza sanitaria integrativa sappiano aggiungersi, integrarsi all'intervento importante del sistema pubblico per cercare insieme di coprire nel modo migliore questa importante tutela.